Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la salute, la trasmissione ideata dal Videosound di San Donà che risponde alle vostre domande sui problemi inerenti alla salute. Oggi abbiamo in studio il dottor Paolo Mareschi, primario della divisione di chirurgia della Casa di Cura Rizzola di San Donà di Piave, che risponderà alle nostre domande, che sono quelle che sono giunte in redazione riguardo un tumore molto frequente, il melanoma. Allora, dottor Mareschi, molte persone ci hanno scritto dicendo che avevano parenti, amici con il melanoma e sono giustamente preoccupati. Il melanoma effettivamente è un tumore che proviene dalle cellule della pelle, quelle che producono la melanina, che danno il colore alla pelle, ed effettivamente è in aumento e deve preoccupare. Noi sappiamo benissimo che i dermatologi sono preoccupati e meravigliati, preoccupati perché il tumore è in aumento. Si stima attualmente che nelle persone, anche in Italia, 10 su 100.000 persone vanno incontro a questo tipo di tumore. Ma sono anche meravigliati perché nonostante le campagne di screening, i consigli che vengono dati, spesso questo tumore arriva in stadio tardivo e purtroppo, nonostante tutto quello che viene fatto a diffusione locale e nazionale, non ci sono tanti mezzi efficaci per cercare di prevenirlo. Ecco, altre persone ci hanno chiesto qual è la terapia migliore quando una persona viene colpita dal melanoma. Ci sono delle terapie veramente efficaci, utili, dottor Mareschi? Beh, la terapia migliore per il melanoma, diciamo, ce n'è una sola. Era una volta ed è adesso, non ci sono stati evidentemente dei progressi. L'unica terapia efficace per quanto riguarda il melanoma è la terapia chirurgica. Però la terapia chirurgica può essere efficace solamente quando è radicale, e per essere radicale, cioè per asportare tutto il tumore prima che qualche cellula sia migrata o sia impazzita in giro per il resto del corpo, evidentemente il melanoma deve essere diagnosticato in stadio precoce. Tutte le altre terapie sono relativamente valide e bisogna essere onesti, dire che non ci sono chemioterapie e radioterapie che abbiano un'efficacia comprovata per questo tipo di tumore. Chi parla dell'interferone, chi parla di esperimenti chemioterapici, ma evidentemente non sono terapie in questo momento validate. L'unica terapia, ricordiamoci, è la chirurgica. Ci sono dei consigli pratici che possiamo dare ai nostri ascoltatori che sono così preoccupati per questo tipo di tumore? Beh, il consiglio pratico è un consiglio, diciamo, di vecchia data che tutti noi abbiamo imparato da giovani medici e abbiamo proseguito tra la gente anche adesso. Si tratta di arrivare presto, si tratta quindi di volersi bene, di conoscere il proprio corpo, di guardarsi i propri nevi e osservare queste caratteristiche, quello che viene chiamato l'ABCDE, cioè guardare A, l'assimmetria, cioè se un nevo è asimmetrico, questo è sospetto. Come si fa? Si divide esattamente a metà e si vede se le due metà sono sovrapponibili. Il B, bordi, guardare i bordi, cioè il contorno del melanoma o del nevo, perché noi ancora non sappiamo che è un melanoma, e vedere se questi bordi sono irregolari, evidentemente c'è qualcosa di sospetto che è un campanello d'allarme. Il C, il colore. Anche questo deve essere ben guardato attentamente, eventualmente con una lente di ingrandimento o davanti a uno specchio, se evidentemente è in posizione non bella per voi, e vedere se ci sono delle discromie, se ci sono delle zone più o meno scure nel nevo stesso. La D, abbiamo detto A, B, C, D sta per dimensioni. Quando il nevo tende ad aumentare, evidentemente anche questo è un segnale d'allarme. C'è sempre un motivo per cui cresce e quindi è meglio cercare di andare a fondo. La E sta per evoluzione. Se il nevo evolve in qualche maniera diversa da come era prima, cioè un nevo che cambia, deve essere sempre un nevo sospetto. Il primo sospetto che noi dobbiamo andare a porci davanti è quello che possa trattarsi di un melanoma. Quindi quando abbiamo la A, B, C, D, E che pongono qualche problema, rivolgiamoci subito al medico o a un dermatologo. Bene, ringraziamo il dottor Mareschi che gentilmente si è prestato a rispondere alle vostre domande e un saluto a tutti gli ascoltatori e ci rivediamo la settimana prossima con una nuova puntata di 3 minuti per la vostra salute.